Scatman's World. Duro lavoro, ingegno, ambizione, tutte cose che non mancano certo ai 15 milioni di abitanti di Shanghai, a sud-est da qui, e che si riflettono anche sul tracciato. Nella griglia di partenza ci aspettano circa 20.000 cavalli, pronti a scatenare tutta la loro potenza per il Gran Premio di Cina. Il circuito internazionale di Shanghai è una pista entusiasmante da 16 curve. L'imbuto a destra in curva 1 e 2 mette a dura prova la pazienza dei piloti già sotto pressione per la tensione della gara. Due zone di DRS renderanno più facile sorpassare in curva 1 e lungo l'eterno rettilineo di 1 chilometro che conduce alla curva 14. Accanto a me per commentare questa gara c'è di nuovo il grande Luca Filippi. Non vedo l'ora che si accendano i motori. Ovviamente sarà una gara difficile e mi viene in mente il famigerato Gran Premio del 2007, costellato di incidenti e sorprese. Secondo te qual è il motivo? Beh, in parte credo che sia dovuto al circuito, che di per sé è molto impegnativo. Come sai, mette a dura prova i freni, c'è il lungo rettilineo che conduce al tornante strettissimo della curva 14 e anche le curve 6 e 11 non sono da sottovalutare. Inoltre qui la gestione dell'usura delle gomme anteriori è sempre problematica, per cui i piloti devono tenere a mente molte cose durante la gara, il che spesso conduce a qualche evento inaspettato. Non speravamo in una qualifica così alta. Cerca di mantenere la posizione per tutta la gara. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Siamo per la gara di Cina, Fioi. Siamo in 11ª posizione. Strategia gara. Perché così, scusa? Ma c'è un obbligo di... No, non la metto... Scusa, non mi convince questo. Vediamo così. Mettiamo la rossa. Io farei così. No. Ok. Si può fare... No, mi dà 23 minuti però. Così. Vediamo. 23 minuti e 41. Facciamo ripristina. Ma. Guardi perché me ne dà 2. Sinceramente non so che cazzo fare, se devo essere sincero. Io voglio provare questa, sinceramente. Al sesto giro il cambio. O anzi al quinto. E dopo andiamo così. No, ho sbagliato ancora, ok. E così. Voglio provare questa io, se sbaglio, pazienza. Ok. Iniziamo la gara. Vai con il warm up lap, ho provato a cambiare strategia ragazzi, vediamo cosa succede. Vediamo se ci sarà la pioggia o no in gara. Speriamo di sì, chiaramente. Speriamo assolutamente di sì. Warm up lap ragazzi. Speriamo bene, ha fatto la scelta giusta di non avere le gomme troppo consumate. Vai Comendone. Questa gara voglio far punti anche qua ragazzi. Voglio punti irridati. Assolutamente.
se riesco a portare anche un trofeo di portare le gomme alla temperatura ideale. Vediamo se è possibile tutto ciò. Vai, vai Kuma. 99. Mamma mia, le sto... forse le sto consumando, speriamo di no. 100%, quelle posteriori. Quelle posteriori hanno un qualche problema. Sono quasi tutte a 100, cazzo. Teoricamente ci siamo. Boh, vedremo. No! Devo scavalcare il trofeo. Vediamo se ecco sto cazzo di trofeo. Non penso, non lo so. Ci ho provato, ragazzi. Il Kuma ci prova. E adesso, ragazzi, rock and roll. Ho preso il trofeo, ragazzi. Ho preso il trofeo. Avevo chiuso un attimo la registrazione. Ho preso il trofeo. Grande Kuma. Grande. Vai, ragazzi, andiamo. Gran premio di Cina. Terza tappa del mondiale. Partenza Madonna subito. Gutierrez aggressivo. Miscela grassa e andiamo. Molto attenti qua. Molto... grandissima curva. Presa bene. Mamma mia, come l'ho presa bene. Non si è mai visto un Kuma così in Cina. World class Kuma, simply world class. Attenzione, un po' lungo, un po' lungo. Collisione con Vettel dove? Boh, io non l'ho sentita. Quarto posto comunque, quarto posto come indiano, it's incredible. Veramente un veneziano degno di nota. C'è Sainz dietro, eh. Vai Comendone. C'è veramente tempo da pioggia, eh. Staremo a vedere. Ricciardo alle soft, noi le super soft. Possiamo dire la nostra, ragazzi. Mamma mia. Gli aggiornamenti Renault si fanno sentire comunque. Complimenti al Kuma che siamo incredibilmente in terza posizione. In un gran premio sfavorevolissimo veneziano. Giro record di Hamilton. Dai Kuma, regalaci un sogno Kuma. Regalaci il The Dream. Fare un podio con la Renault seria spaventoso, eh. La vedo molto dura, però intanto ci siamo anche noi. Le Mercedes sono in fuga oggi, eh. Attenzione. Le Mercedes sono ancora superiori purtroppo a tutti quanti. Sono l'unico con le super soft però, attenzione. Speriamo sia una strategia giusta. Anche per questo sono già terzo. Ma staremo a vedere, ragazzi, se il Kuma ha fatto la scelta vincente o no. Solo il tempo ci può dare la risposta. Ah, qua il Kuma sbaglia malissimo. Brutto errore qua del talentissimo.
Altro giro completato. Vai ragazzi, andiamo. Terzo posto incredibile. Dobbiamo tenerlo a tutti i costi. E vediamo se l'ingegnere ci dà pioggia o qualcosa. Comunque il tempo non è certo bello, ragazzi. Dobbiamo sfruttare le super soft. C'è la standard. Non si riusciamo a sfruttare le super soft. Sono le taricciate. Se cambia qualcosa, ti avvisiamo. Chissà perché la strategia mi dava le soft al posto delle super soft. Non c'è un degrado maggiore, non lo so. Cazzo, siamo già al 51%. Eccola là l'inculata, molto bene. Strategia sbagliata. Devo ascoltare che pippone che sono. Nel giro 6 devo andare in box, sarà dura, speriamo. Quanto mi passa Ricciardo. Ma noi teniamo. Niente paletto, se non lo prendo non sono contento, Dio Cristo. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci... Siamo secondi, intanto qualcuno è già ai box, cazzo. Ah, le morbide. Al quarto le morbide, però con le morbide dove vado? Cioè con le medie, scusate. Non lo so sinceramente. Non me la sento. Ok, d'accordo. 58% no, però non per guardare, non puoi fare questi errori come. Devo valutare molto bene che fare. Finisco anche la foratura ragazzi, attenzione. Finisco anche la foratura come indiana se vado troppo con le ruote. Lo so quasi per certo. Rosberg è al primo posto. Oh, sì, lo so, sono secondo io ancora per poco, però sono secondo. Allora, un giro non vado ai pit, non in questo giro ma al prossimo. E che Dio se la mandi buona. Lunghissime. E come non tengono un cazzo che... Anche Rosberg ai box, anche Nicolino ai box. Il problema è mi accettano i box se vado senza la roba verde? Questo non lo so. Speriamo ragazzi, se no sono cazzi, siamo primi comunque. Allora. Ok. Possiamo farti fermare a questo giro. Perfetto. Almeno sono più tranquillo. Ci vedo Palmer. Alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Mamma mia, non tengo più le gomme, fioi. Palmer è secondo, incredibilmente. Doppiettare no. Non le tengo più. Scusate se non ci sto commentando poco, ma sono molto concentrato. 72 perché sto rischiando, fioi. Devo andare velocemente ai box. Riesco a riforare la gomma anteriore sinistra. Non si sa mai. Speriamo bene, poi devo fare parecchi giri sulle soft, speriamo bene. Vediamo un po' dove finisco dopo il pit. No, non tiene più, non tengono più ragazzi, non
Mamma mia che errore. Questo errore mi costerà tantissimo i box. Catroia. Vai, ok, ci siamo. Bisogna pregare. Adesso dobbiamo pregare. Siamo quarti in questo momento. Quinti, sesti. Tanti errori per Veneziano. Strategia secondo me è cannata. Vedremo. Fuori, esci ora. Tutti gli altri hanno le medie. Ottavo. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Io ci provo. Vara. Mamma mia quanto ho rischiato, fioi. Mamma, quando ti buttano nei box è veramente pericolosissimo, fioi. Mamma mia. Qualcuno mi ha beccato, non so neanche solo che mi sono salvato. Meno male. Ok ragazzi, adesso dobbiamo assolutamente fare un buon passo gara e tenere almeno la nona posizione. Qualche punto lo voglio. Purtroppo con gli errori che ho fatto la terza posizione è andata al 100%. Almeno qualche punto lo devo prendere, però purtroppo ho sbagliato le gomme, sono subito troppo usurate, ciao. E vabbè. Ci sta anche questo, ragazzi. Nine place. Qualcuno va ai box? Sì, qualcuno va comunque. E sì, della gente va ai box, perfetto, questa è una cosa positiva. Qualche posizione la recupero secondo me. Tanto c'è Palmer in testa, fio, il mio compagno di squadra in testa. Speriamo bene perché se va a vincere Palmer sono cazzi. Deve ancora andare ai box sicuramente. Vediamo dove finisco. Sesto posto, molto bene. Metto già 20 firme ragazzi. Siamo a metà gara. Però non c'è ancora uscita la safety car, signore. E neanche la virtual. Rientrata per montare gomme medie nella vettura dietro. Ok. Il distacco da quella dietro è 3,4 secondi. Ricciardo alle medie, quindi teoricamente è il passo migliore anche se la macchina è più scarsa, vediamo. Bisogna capire quanto si usurano le gomme, perché se mi si usura presto ce l'ho in culo. 13% a metà gara. Forse ce la facciamo, forse però. Carburanti non ne abbiamo tanto. Miscela standard, ok. Poco possiamo fare se non tenere il sesto posto. Non dovremo avere pioggia. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Va bene. Comunque Palmer ha già perso la posizione, chiaramente. Il piccolo Joylon. Ok, il compagno box dai quinto alla fine. Julian è rientrato ai box. Jolion e ai box, guadagni una posizione. Ok. Buono punto posto, me lo godo tantissimo. Bisogna tenerlo però. Che è il mio miglior risultato a Melbourne. Sto abbonando questo risultato, lo dobbiamo ottenere però. Stiamo perdendo comunque, già questo è positivo. Le gomme migliori chiaramente hanno una buona efficacia. Sto guadagnando qualcosa su Ricciardo, Bisogna capire quanto tengo. Se è il tracciato che usura tanto sono cazzi. Guarda quanto sto recuperando su Ricciardo.
22% di usura gomme. Il distacco dalla vettura davanti è 2,3 secondi. Potevo prendere decisamente meglio, potevo prenderlo. Dai, piccolo Kuma. Tutto questo perfetto Raikkonen, chiaramente Raikkonen sta spingendo a tutta, Non sempre ricordare che noi abbiamo una cazzosissima Renault. Rosberg 1.41,3 giro veloce. Rosberg è appena passato in testa. Credo che le Mercedes sono comunque più forti, non c'è nulla da fare. Un secondo più lento, giro con gomme più veloci. Però siamo sempre una Renault, ragazzi, ricordiamolo. Ricciardo, chissà se posso toccare Ricciardo, la vedo dura e là, non è tanto lontano, però e il mitico Joyland, dov'è il mitico Joyland? La domenica delle palme, sì. Se l'ho presa proprio da culo. Mamma mia, che settore di merda che ho fatto. Settore brutto, brutto, brutto. Infatti Raikkonen sta avvicinando prepotentemente. Sarà dura tenere la quinta piazza, io ve lo dico. Anche se le gomme migliori, allora non la macchina è migliore, mamma mia, Raikkonen è vicinissimo. Ah, Dio santo. Buono. Mamma mia, Raikkonen è veramente vicinissimo adesso. Raikkonen è veramente a un passo. Il distacco dalla vettura che Massa è fuori. 3,3 secondi. Ritiro per Pippo Massa. Il safety car non vuole arrivare con me, io che l'amo tanto di questo che sono. Raikkonen è là purtroppo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. 5 giri, infatti 0,98, però giri in più. Tira fuori la safety car adesso, cazzo, che sarebbe perfetta. Con le gomme migliori. Non c'è fortuna, beh. Stavo difendendo bene presso una gara sfavorevole, sbarro tutto a posto, sì, perfetto. Massa è ancora fermo comunque. Attenzione, incidenti più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere. Era ancora Massa, era. L'hanno rimosso adesso. Alcune informazioni su Ericsson. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Ok. Dai. Quindi sto quinto posto. E intanto Pippo si è ritirato. Il mitico Pippo Massa. Rosberg è al comando della gara. Mi fa piacere per lui. Non c'è stata pioggia, è incredibile. Con ste po' di nuvole, niente pioggia. Carburante a sufficienza per altri 3 giri. Raikkonen mi supera ancora.
Non capisco. Mamma mia. Non sapevo se andare all'interno o all'esterno, ok. Proprio interno, sta bene, dai, mi ha dato l'avvertimento. 2 giri alla fine. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Ok, il Ok. distacco da quella dietro è 0,6 secondi. Molto, molto bene. Che sofferenza. Distacco dall'auto davanti, 7,3 secondi. Ok. Eccolo qua, Raikkonen mi supera in un punto brutto. Sarà dura tenere adesso la posizione. Cioè riprende la posizione. Un sorpasso impossibile. Ci riesco. Fantastico, come fantastic. Miscela obesa. Buono, buono, buono. E adesso inizia tra poco l'ultimo giro. Mamma mia che sfida con Raikkonen. Rosberg ha conquistato il primo posto. Fa piacere. Buono. E ancora teniamo per il momento. Guarda Raikkonen. Mamma mia, mi voleva quasi buttare fuori il finlandese. E vado lungo purtroppo. Quel che fatto è fatto, ora concentrati sul resto della gara. Oh, vabbè, non capisco sto commento, ma va bene. A volte Alex è una persona un po' pulita. Dai, come Cristo santo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok, manca mezzo, quindi ci siamo. Sono nervosissimo, Fioi. Rosberg va a vincere, o Rosberg o Hamilton. Diciamo che in qualifica bene, però dopo in gara le Mercedes hanno un passo. È bello come la realtà. Bisogna sviluppare le macchine e inculare la Mercedes. Solo questo possiamo fare. Mamma mia, non ho più gomme, Fioi. Vince Gigi Hamilton. Gigione Hamilton. Andiamo solo a fare. Ma guarda come cambia. Ha cambiato traiettoria perché ha capito che lo supero di là. Non ci credo. Bravo Kimi. Ma sono comunque io davanti. Lotta con Kimi. Me la porto a casa io, cazzo, la quinta posizione. Bye bye Kimi. Bye bye. Ottimo Kuma. Splendido lavoro. All'inizio del Sì. ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Grazie. Un altro quinto, prego. Un buon quinto posto, signori. Toto Wolff è contento. La prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Luca, qual è stato il segreto di questa Hamilton, vittoria? cioè, Hamilton. È stata la strategia a fare la differenza. Si vede chiaramente che al muretto hanno fatto un gran lavoro per utilizzare ogni Il spinta muretto, per sfruttare al vaffanculo, meglio va. le gomme. Questo, Hanno la macchina più ancora una forte, sti volta, merdosi. la Formula 1 è un gioco di squadra. Il Perez, pilota 14esimo. conosce i meriti al pilota, perché una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è un grande talento al volante. E andiamo con la cerimonia del podio. Ed ecco i piloti che salgono sul podio Eccoli dopo qua. un'ottima gara. Sono stati fantastici come sempre ed è una vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa la vittoria. Sì, beati loro. Però quinto posto devastante, sono felicissimo. Sono veramente felice. Champagne! Buono. Diamo un'occhiata
un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton che aumenta Ritirato il suo vantaggio Massa. in cima alla classifica. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Non è Siamo facile, sesti. ma scelgo il pilota della Renault. Molti piloti Grazie. si sono messi in luce oggi. Ancora sesti, costruttori, quinto posto. Una Renault positiva. Raga, sotto il commentone veneziano. Prossima tappa, Russia, Sochi. Sugli inseguitori